Siamo alla gragnuola di domande finali per il nostro signor Giuseppe che si presenta sul tema cosa può essere considerato plastica. Signor Giuseppe, è pronto a vincere un birocio di euro e monili d'oro in caso di vittoria finale? Sì, Via allora! Bottiglie tipo dell'acqua. Plastica. Scatolino dello yogurt. Plastica. Sacchetti vuoti della pasta e dell'insalata. Plastica. Pluriball. Zero pluriball. Mi dicono chi la urdi pac che se taischise ti sciopeta. Plastica. Reti per frutta e verdura. Somia. Plastica. Attenzione signor Giuseppe. Ultima domanda per una sfracca di euro. Sacchetto di biscotti. Pota biscotti tipo cosa? Non possiamo citare marchi, tipo le Pota. gallinelle, le dolci effusioni, oppure i torni al grano saraceno. Forza, signor Giuseppe, il tempo sta per scadere. Plastica. Ah! No! No! Ma Vanno quasi tutti nella carta. Ma come carta? Nella carta. Ma no! Signor Giuseppe, mi dispiace, il birocio di euro e di monili d'oro rimane qui. Ma la Geco le regala comunque questo simpatico premio di consolazione, un bellissimo ciupa. Non sa dove metterlo? L'incarto? Plastica. Per ogni dubbio su come smaltire correttamente i rifiuti, andate sul sito www.gecoservizi.eu. Lì trovate l'icona Dove lo butto?